questo è un libro che è nato così per caso. Ehm, di cosa parla? Parla di donne che lavoravano all'interno di una casa chiusa in via dei Capitelli 6 a Trieste durante il ventennio fascista fino a praticamente al 1958, data di chiusura appunto delle case chiuse, prefetto della legge Merlin, e sono tratti da diari che sono stati ritrovati e di conseguenza l'idea del libro mi è venuta per raccontare la storia di queste donne e insieme come venivano gestite le case chiuse. Da quando ho scritto il libro, circa 2 anni fa, adesso che appunto che è uscito, e da quello che ho dalle mie fonti, da quello che ho diciamo un po' scoperto, è cambiato tutto per non cambiare niente. Di conseguenza c'è il discorso delle case chiuse era una prassi normale, portare addirittura i padri portavano i figli a compiere il rito di iniziazione, no? Durante la casa chiusa, però dobbiamo anche pensare alla società di quel tempo, al perché sono nate le case chiuse, e questo ovviamente andiamolo ai secoli precedenti, perché esistono tuttora, anche se la prostituzione viene percepita di più quella in strada e ci dimentichiamo quella che invece è indoor, cioè all'interno dei centri dei massaggi o dentro gli appartamenti. E tra l'altro non dimentichiamo, per quel che riguarda il libro, che nel 1981 è stato abolito in Italia il matrimonio riparatore, il delitto da onore, e noi veniamo da quella mentalità lì. Il 1981 era ieri. Qui racconto storie vere. I documenti ovviamente avevano il volto scoperto, ma per rispetto postumo alle persone ho deciso di coprire volutamente tutti i dati sensibili. Ho messo in copertina la tenutaria perché dal mio punto di vista io avevo un po' lo stereotipo, no, della tenutaria come una donna un po' volgare, appariscente, un po' anche trascurata, e invece quella che io ho chiamato Amélie, lei aveva un altro nome, come potete vedere o intuire, era una donna bellissima, ma proprio bellissima, raffinata, e sapeva 4 lingue, e di conseguenza meritava che scrivessi di lei e meritava rispetto. Ripeto, abbiamo deciso con l'editore di coprire gli occhi per un senso di rispetto e anche per in qualche modo farla rivivere e dar voce a queste donne che erano considerate invisibili.